Dalle ore 18 di oggi, lunedì 27 aprile, in tutta la regione Veneto è consentito muoversi di casa individualmente all'interno del proprio comune, a piedi o in bicicletta per attività fisica anche non sportiva. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, che mantiene comunque l'obbligo di mascherina, guanti e del rispetto del metro di distanza. Dall'alba di domani, inoltre, sarà possibile recarsi nella propria seconda casa all'interno del territorio regionale, oltre che nella propria imbarcazione, ma solo per riparazioni e manutenzioni, mentre torna possibile l'acquisto di cibo per asporto dall'interno del proprio veicolo. Dal canto suo, il decreto presidenziale emanato ieri sera dal Premier Giuseppe Conte è corposo e composito, andando a impattare i molti elementi che fin qui hanno contraddistinto il blocco delle attività nel Paese a seguito dell'emergenza da coronavirus. Tra le prescrizioni che entreranno in vigore dal prossimo lunedì 4 maggio, la possibilità di far visite ai propri parenti entro i confini della stessa regione, ma senza riunioni di famiglia, il prezzo delle mascherine chirurgiche calmierato a 50 centesimi con esenzione dall'IVA, lo spostamento tra le regioni consentito solo per lavoro o salute. Inoltre l'ipotesi di aprire i parchi se i comuni sono in grado di garantire il contingentamento, mentre autorizzate le attività sportive individuali anche lontano da casa, pur mantenendo la distanza minima tra le persone. Possibili anche gli allenamenti per i professionisti negli sport individuali. Quindi uno spiraglio per la celebrazione dei funerali, ai quali saranno ammesse al massimo 15 persone, e sarà allargata a tutta Italia l'ordinanza già in vigore nel Veneto che permette l'apertura di bar e ristoranti solo per asporto e con obbligo di prenotazione. Importante il via libera al settore della manifattura e delle costruzioni, mentre per il commercio al dettaglio bisognerà attendere il 18 maggio. Il 1 giugno invece dovrebbero tornare aperti i bar, i ristoranti, gli acconciatori e gli estetisti. Per le scuole se ne riparlerà a settembre. Questa mattina intanto sono stati aperti a Chioggia, Sottomarina e nelle frazioni i cimiteri comunali con gli orari consueti. Sia a Chioggia che a Sottomarina apparentemente non figurava personale volontario per il contingentamento degli ingressi. Anche i fiorai hanno avuto un super lavoro, dato l'ammontare delle richieste destinate al cimitero, che era chiuso da oltre un mese. Disagi infine all'utenza pendolare, solita viaggiare nell'autobus di linea 80 da Sottomarina a Venezia. La corsa delle 4.30 ha interrotto e risalito una volta raggiunto il totale di 47 passeggeri, lasciando persone a terra lungo tutto il percorso della strada Romea. Sono circa 130 tra baristi, ristoratori, osti, albergatori, pasticceri, gelatai di Chioggia, di Sottomarina e delle frazioni. Hanno scritto al Premier Conte, al Presidente Zaia, al Sindaco Ferro, ai ministri Patuanelli, Catalfo e Franceschini, per lanciare il proprio grido di dolore e una richiesta disperata di aiuto. Se n'è fatto portavoce Felice Tiozzo del ristorante La Taverna in Calle Palazzo durante un dialogo con Chioggia Azzurra. Nel documento questi operatori presentano agli enti l'emergenza economica che li ha travolti. Le nostre attività, sottolineano, non servono solo una bibita o un piatto caldo, regalano un momento di serenità fatto di chiacchiere, convivialità, socializzazione, aggregazione. Sappiamo che il governo sta lavorando per predisporre le linee guida in vista della prossima riapertura. Tuttavia le informazioni giunte sin qui da più parti circa le misure che dovrebbero essere adottate non possono che essere definite allarmanti. Secondo i gestori dei locali, queste misure sarebbero nella maggior parte dei casi non attuabili in concreto e non sostenibili, perché porterebbero alla riduzione del fatturato di circa il 50%, a fronte di costi fissi rimasti invariati, ai quali andrebbero ad aggiungersi le ulteriori spese da sostenere per l'adeguamento dei locali e la protezione del personale dipendente. Molte attività si vedrebbero costrette a rinunciare ad aprire anche definitivamente. I titolari chiedono un aiuto certo, immediato, concreto e reale, di azioni mirate ed efficaci che possano permettere di far sopravvivere le attività quantomeno fino al mese di dicembre 2020. Non vogliamo assistenza, scrivono, bensì essere messi nelle condizioni di riaprire in modo sostenibile o di tener chiuso per il periodo di tempo necessario. 13 gli argomenti posti all'attenzione delle amministrazioni. Tra essi un contributo a fondo perduto per gli esercizi forzatamente chiusi, parametrato all'effettivo fatturato medio degli anni precedenti. Poi la proroga fino al 30 novembre della sospensione di leasing e mutui, l'accesso al credito con merito simile a quello della moratoria, per ottenere liquidità immediata senza dover compilare decine di moduli. Quindi la sospensione dei canoni di locazione per tutta la durata del periodo di emergenza.
Infine, ma è quello che più preme ora a questi operatori, l'effettiva sospensione dei tributi locali, Tari, IMU, COSAP, imposta sulla pubblicità, più volte sbandierata dal Comune. La circostanza è utile anche a chiarire che a seguito dell'ordinanza regionale di venerdì 24 aprile, l'accesso nei locali adibiti all'asporto deve essere sempre preceduto dalla prenotazione online o telefonica. Al fine dei controlli, questa prenotazione dovrà essere adeguatamente documentata dall'esercente o dal cliente della pizzeria, della pasticceria, della gelateria, della paninoteca. Lo scorso 20 marzo Chioggia Azzurra aveva riportato la notizia secondo la quale ai genitori dei bambini che frequentano la scuola paritaria Sacra Famiglia Sottomarina era stato chiesto il pagamento per intero della retta relativa al mese di aprile, durante il quale non hanno potuto aver luogo le lezioni nel plesso di via San Marco. La circostanza ha portato alla decisione, operata da più di qualcuno, di ritirare i figli dalla scuola. L'indomani, il cortese intervento del professor Filippo Maretto, anch'egli padre di una bimba iscritta all'istituto, ha consentito di accertare che la retta di aprile era stata ridotta del 50% dalla cooperativa sociale Joseph Zagon, che gestisce il servizio. Negli ultimi giorni, tuttavia, un gruppo di genitori che non si sono voluti firmare è tornato alla carica, inviando a Chioggia Azzurra una lettera in cui racconta la propria versione degli sviluppi tuttora in corso. Premettendo che le maestre e le suore non sono responsabili, si legge nella nota, anzi si sono sempre dimostrate molto disponibili e ottime insegnanti, la cooperativa non ha mai comunicato ai genitori che si sarebbe andati a compensazione qualora la scuola avesse riaperto a maggio, ma solo una riduzione dei mesi se la scuola fosse rimasta ancora chiusa. Ad aprile segnaliamo 80 ritiri su 120 bambini iscritti. Continua il comunicato. Il 21 aprile la Joseph Zagon, con sede a Villafranca di Verona, ha comunicato a questi genitori che tutti i bambini ritirati durante l'anno in corso non sarebbero stati ammessi all'esercizio successivo. L'unica condizione per mantenere il posto a settembre è pagare le rette fino al mese di giugno, altrimenti il bambino rimane fuori. Tutto questo è a dir poco assurdo, data la situazione, oltre che privo di ogni fondamento giuridico, in quanto tutti i genitori hanno già firmato e consegnato lo scorso gennaio il contratto per l'iscrizione all'anno scolastico 2020-2021. Questa posizione della cooperativa sta mettendo in difficoltà tantissime famiglie che si ritrovano a non avere un posto per il proprio figlio alla scuola dell'infanzia da settembre in poi, in quanto altri istituti sono già al completo. Non è facile, anche, dice la missiva, superare il disagio che uno spostamento crea nei bambini all'ultimo anno di asilo, dove avevano consolidato un rapporto con la maestra e i compagni e l'ambiente. La possibilità di trovare un punto d'incontro, sottolineano questi genitori, non sarebbe stata accettata dai dirigenti, i quali peraltro avrebbero comunicato di non ritenere più valido il contratto stipulato a gennaio e che ne occorre uno nuovo con maggiorazione della retta. Stando ai firmatari, chi ha contattato telefonicamente la cooperativa avrebbe ricevuto risposte ostili e non collaborative, con telefonate bruscamente interrotte dopo le urla. Tutto sarebbe ovviamente documentato da comunicazioni inviate dalla cooperativa ai genitori tramite i gruppi di classe e dalle mail mandate singolarmente alle famiglie. Naturalmente Chioggia Azzurra è pronta a ospitare anche la posizione della cooperativa sociale Joseph Zagon, che cura la scuola paritaria Sacra Famiglia di Sottomarina. Mi chiamo Sissi, ho 19 anni e sono una principessa. Voi penserete che sono la protagonista di un film, coi boccoli biondi al ballo delle debuttanti nella corte d'Austria. Invece sono una gatta, una miccia di una certa età, ma tutto sommato in salute. Pensate, se fossi una nonna avrei 90 anni e più. E infatti abitavo nella casa di riposo di Sottomarina. Quello era il mio castello, la corte dove sono sempre stata da quando ero piccola, dove avevo la mia reggia di principessa. Sì, era perché ora vi racconto la mia storia. Era appena cominciato il nuovo secolo e senza saperlo mi sono trovata nella lavanderia del centro diurno di Sottomarina, dove gli anziani entravano la mattina per stare in compagnia e ne uscivano la sera per tornare a casa. Ero piccola, praticamente neonata, e non stavo benissimo.
Allora le signore che lavoravano là dentro mi hanno accudita, curata e fatta guarire. Così sono rimasta con loro e sono diventata la coccola degli ospiti, degli uomini e delle donne che sono passati di lì in quasi 20 anni, dei loro parenti che mi portavano i biscotti, e sono tanti, eh? Non sono state sempre rose e fiori, devo dire. Un giorno, qualche anno fa, l'umano direttore e l'umano contabile avevano addirittura contattato una veterinaria per sbarazzarsi di me. Ma le operatrici per fortuna hanno fatto resistenza e la dolcissima umana veterinaria non ne ha voluto sapere. Per questo la ringrazierò sempre, e altrimenti non sarei qui a parlarvi. C'era anche un progetto per garantirmi sempre da mangiare, stanziando una spesa fissa ogni mese, ma poi non se n'è fatto niente. Finché non è arrivato questo maledetto virus che si è portato via qualche nonno e qualche nonna e ha contagiato anche qualcuna delle tante mamme che mi hanno allevata. A un certo punto sono rimaste in poche, le altre erano tutte a casa in attesa di tornare sane e diventava più difficile prendersi cura anche di me. Allora sono stata fatta uscire dal mio castello perché lì ci avrebbero portato degli umani contagiati. Addirittura quell'umano contabile si è messo a dire: fate sparire la gatta altrimenti la uccidiamo. Parlava di me. Uccidere una nonna amica di 90 anni, che non ha mai dato fastidio a nessuno. Dov'è l'umanità che si richiede a un centro per anziani? Parevo davvero spacciata, quando una umana di buon cuore ha deciso che non poteva finire così e mi ha portata a casa sua, tra altri umani, altri amici e una cagnetta. Ero spaesata, come potete capire, alla mia veneranda età, ma alla fine mi ci sono trovata, acclimatata e conoscendo bene l'umana da anni so che farà solo il mio bene. Ogni tanto però ripenso al mio castello, alla reggia della principessa Sissi, che sarei poi io, e a quel signor umano che fa i conti. E mi chiedo se in fondo quel signore non ha un qualche rimorso per volere che anch'io fossi inserita nelle lugubri liste di questi mesi.